Assessore Zilli, il Comune di Osoppo chiede uno sblocco dei fondi per valorizzare il forte. Sì, è una richiesta che recepiamo con grande attenzione perché questo è un monumento nazionale e ovviamente la comunità di Osoppo e non solo ha diritto di poterne fruire e di poterlo valorizzare. Si tratta di 1.200.000 euro che ovviamente il sindaco ha chiesto di poter verificare, di poter ottenere in destinazione. L'impegno che ci assumiamo fin d'ora è appunto di andare a ritrovare queste risorse e metterle al più presto a disposizione del Comune. Assessore Zagner, il Comune di Osoppo intende valorizzare il forte come bene storico e anche culturale. Come approccia la Regione a questa tematica? Ma credo innanzitutto che sia un'iniziativa assolutamente corretta e meritoria. È evidente che ci sono delle problematiche legate a quelle che sono ormai diventate delle infestazioni della vegetazione che difficilmente possono trovare una soluzione con un intervento diretto esclusivamente lasciato in capo all'amministrazione comunale, quindi è ovvio che interverremo cercando di supportare magari con il servizio che si occupa delle manutenzioni e quindi in amministrazione diretta della Regione attraverso un accordo con il Comune intervenire in quelli che sono gli ambiti più urgenti e necessari. È chiaro che questo potrebbe essere uno di quei progetti che richiede un periodo prolungato di attività e quindi non un singolo lotto, ma forse fare delle valutazioni per un intervento più continuo nel tempo, al netto del fatto che è evidente che noi interverremo nel momento in cui facciamo quella che è la pulizia iniziale, dopodiché la gestione continuerà con quelle che sono le attuali modalità, insomma. Riporteremo alla luce anche una serie di manufatti assolutamente importanti dal punto di vista storico che oggi risultano inaccessibili proprio per questa vegetazione che ha ripreso possesso in maniera ormai importante di tutta quest'area.